Architetto e food blogger tra le più amate e seguite del territorio veneto e non solo. Lei è Elisa Di Rienzo, ovvero il Fior di Cappero. Sono una mamma, sono una moglie, sono un architetto e da qualche anno sono anche una blogger, una food blogger. Il blog di cucina nasce dalla passione che ho per questo mondo che l'ho ereditata sicuramente dai miei genitori e dal piacere che hanno sempre avuto anche loro di preparare quotidianamente da mangiare e soprattutto condividere questo a tavola con la famiglia quotidianamente, ma anche con gli amici. È nato come quaderno di appunti, dove poter mettere ordine a tutti i miei ritagli, ai miei appunti di giornale, alle ricette delle nonne, quindi un taccuino digitale 2.0 a tutti gli effetti. Poi nel corso dei mesi e degli anni si è evoluto diventando un vero e proprio diario in cui io racconto delle ricette, non solo della ricetta, però tendo sempre a raccontare anche quello che c'è dietro un piatto, la storia, se parliamo di un piatto di tradizione, da dove deriva questo piatto, o raccontare e presentare delle eccellenze del territorio, condito con quelle che poi sono le altre mie passioni, ovvero i viaggi, la fotografia e l'arte del ricevere. Il blog oggi è diviso principalmente in 3 sezioni, che sono quelle del cucina, appunto, viaggi e arte di ricevere, come dicevo. Racconto di piatti della tradizione regionale, andando proprio a scavare, a scoprire, a presentare prodotti e eccellenze del territorio. Parlo di cucina internazionale, questo perché, come dicevo, mi piace molto viaggiare, quindi per me il viaggio è andare a scoprire anche proprio culture, paesi attraverso i loro sapori, i loro gusti, i loro prodotti e il loro modo di stare a tavola. E poi è proprio una selezione dedicata ai miei itinerari, alle mie vacanze, dando spunti sempre molto legati al mondo food, dove mangiare, dove ricercare prodotti particolari e, come vi dicevo ancora, la parte del galateo della tavola, quindi 3 argomenti ma tutti legati dal filo comune che è quello del piacere di stare a tavola. La nostra figura è veramente poliedrica, può essere anche molto articolata e molto complessa. Partiamo da un prodotto, ma come lo faccio io, si va proprio a ricercare, a capire da dove viene la sua storia, il perché, la qualità di un prodotto d'eccellenza, che poi dopo lo lavoriamo con appunto una ricetta, la presentazione del piatto, anche quello secondo me è molto importante, fino appunto allo scrivere l'articolo per poi comunicare e condividere questo nostro sapere, questa nostra ricerca e anche i nostri dubbi con gli altri. Nel blog curo una rubrica dedicata ai piatti della tradizione veneta, a quelle che sono proprio le ricette della tradizione del mio territorio, cercando sempre di trovare o eccellenze, prodotti tipici nostri da poter far conoscere, oppure trovando e ricercando vecchie ricette della tradizione, una tradizione povera delle nostre città, del nostro Veneto. Dopo c'è sempre la possibilità e la creatività che ci metto io è quella magari di rivisitarla. Ad esempio ho fatto recentemente la panada o panà, che è una semplicissima zuppa di pane e acqua, quindi una ricetta poverissima che già nell'antichità veniva arricchita da chi poteva con un filo d'olio o con un uovo. E io appunto partendo da questo l'ho presentata con un uovo marinato, quindi utilizzando una tecnica più moderna e rivisitando così un piatto storico, un piatto della nostra tradizione, però attualizzato con delle appunto tecniche diverse.